Situazione allarmante a Lampedusa, sono 6.792 i migranti al momento presenti sull'isola, la maggior parte si trova all'hotspot di Contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento entro le 13 di oggi di 880 persone, 700 verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e 180 partiranno con un volo OIM. La polizia inizierà a scortare i vari gruppi al porto e all'aeroporto. Intanto sulla vicenda interviene il procuratore di capo del Tribunale di Agrigento Giovanni Di Leo e afferma come c'è bisogno di aiuto concreto, pratico e immediato da parte di ogni struttura dello Stato e di ogni persona di buona volontà. Il procuratore capo lancia un appello a nome di tutti coloro che in questo momento sono impegnati sin dalle prime ore del mattino per l'emergenza migranti a Lampedusa, dove oggi ci sono stati oltre 112 sbarchi con altre 5.000 persone, una situazione che il magistrato paragona all'arrivo della nave Vlora a Bari nel lontano 1991 con a bordo 20.000 albanesi. Prefettura, questura e diocesi, continua Di Leo, stanno cercando sistemazioni provvisorie per una massa di richiedenti asilo, uomini, donne, minori accompagnati e nonne, paragonabile per dimensione solo all'arrivo della nave Vlora nel porto di Bari l'8 agosto del 91, ma il capoluogo della regione pugliese erano una città in terraferma, una regione collegata con il resto del paese. Lampedusa è un'isola, afferma il procuratore. Poco a largo di un'altra isola più grande, la Sicilia, le difficoltà logistiche rischiano di non avere la meglio sullo straordinario senso di umanità di chi è impegnato in queste operazioni di soccorso della popolazione a Lampedusa. Il procuratore capo Giovanni Di Leo non nasconde le preoccupazioni, l'enorme straordinario sforzo delle nostre forze dell'ordine, nessuna esclusa a terra come in mare, sta cercando di ovviare a una situazione altrimenti destinata e comunque prossima al collasso. Intanto sulla vicenda immigrati interviene l'ex sindaco dell'isola Giusy Nicolini che afferma come è un delirio, il Moro Favaloro è un tappeto di umanità, non si fa in tempo a svuotarlo che si riempie di nuovo, le persone sono ammassate, rinfrescate con gli idranti, già stamattina c'erano decine di barchine in fila in attesa di sbarcare ed è andata avanti così per tutto il giorno. Dov'è il prefetto Valenti, il commissario straordinario per l'emergenza migranti? Afferma l'ex sindaco. Mi aspettavo di vederlo qui a constatare con i propri occhi cosa sta succedendo e di cosa c'è bisogno.